Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catania, l'Avvocato Maurizio Magnano di Sallio. La strage è avvenuta ieri in tribunale a Milano, vittima purtroppo un giudice e tra le altre un avvocato, un giovane avvocato. Troppa tensione e rabbia si raccolgono sulla giustizia e occorre fortemente richiamare tutti al diffuso rispetto della giustizia e delle toghe. Oggi una commemorazione in tribunale. La sua riflessione su questo tragico episodio? Sì, abbiamo raccolto di buon grado l'iniziativa dell'Associazione Nazionale Magistrati come Consiglio dell'Ordine e ci è sembrato giusto organizzare questa manifestazione tesa innanzitutto ovviamente a porgere solidarietà e le condoglianze ai familiari delle tragedie di Milano e poi fare appunto delle riflessioni. Ci è sembrato troppo semplicistico dire che i sistemi di sicurezza non hanno funzionato. È troppo semplicistico e troppo facile scaricare così il responsabile. Nella realtà si sono fatti degli investimenti che hanno portato ad una caduta delle soglie di sicurezza, intese come personali, intese come strutture, e quindi ora individuare responsabilità persone che svolgono il loro dovere mi sembra veramente superficiale. E quindi questa è una prima riflessione. Una seconda riflessione è che non è possibile che si vada in un luogo come il Tribunale, che deve essere il luogo dove viene celebrata la giustizia, dove viene celebrata la sicurezza, si vada per lavorare e si trovi la morte in questo modo così violento. Terza riflessione è forse quella più necessaria, il perché di questi episodi così gravi. E certamente questi episodi così gravi si sono verificati perché c'è una forma di esasperazione del cittadino che poi conseguenza anche come comportamenti, come fatti che sono accaduti e si sono verificati, di una forma di spettacolarizzazione